E siamo pronti perché l'organizzazione, diciamo, ricalca un po' l'inizio dello scorso anno scolastico, quindi si è trattato soltanto di affinare in base alla nuova normativa, al decreto legge 111 che ci riporta tutti in presenza. Comincia la scuola nel terzo anno scolastico della pandemia lunedì 13 settembre. Se l'obbligatorietà del Green Pass è prevista per tutto il personale scolastico, questa viene estesa a chiunque accede alle strutture scolastiche e universitarie, compresi anche i genitori con esclusione degli studenti. È una notizia fresca, attendiamo di vedere il decreto come specificherà normativamente il comportamento. Suppongo che il controllo avvenga per queste persone con l'app. Con l'inizio delle lezioni parte anche l'utilizzo della piattaforma nazionale per il controllo del Green Pass del personale scolastico. La piattaforma prende i dati del Ministero della Salute, li incrocia con i dati del Ministero legati ai dipendenti e ogni mattina il dirigente o chi sarà delegato dal dirigente avrà la possibilità di accedere alla piattaforma. Tra le nuove misure adottate ci sono anche le scuole sentinella, allo scopo di identificare e bloccare eventuali focolai attraverso tamponi salivari a campione. L'Istituto Remondini sarà l'unico al momento nella provincia di Vicenza a partecipare al maxi progetto fortemente voluto dal Veneto. Daremo delle provette ai ragazzi che porteranno appunto dei campioni salivari che verranno poi mandati al laboratorio e quindi ci sarà questa catena, diciamo, di osservazioni che ci permetterà di capire se c'è questa diffusione e se ci sono delle varianti e in che modo si può diffondere appunto il virus.